Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Oggi Giuseppe Libralato compie 100 anni. In questo momento si trova nella sua casa di Udine assieme ai familiari più stretti che lo stanno festeggiando e in accordo con i parenti Telefriuli sta per fare una sorpresa a nonno Beppi. Allora diamo subito la linea alla nostra Paola Treppo. Sì, Alexis, eccomi, sono proprio all'esterno della palazzina. Sto facendo le scale per cercare il collega Paolo Bassi che si trova già all'interno dell'edificio. Ho trovato il campanello. Ho suonato, vediamo se qualcuno mi apre. Eccoci, buongiorno, stavamo cercando nonno Beppi. Siamo nel posto giusto, eccoci. Allora adesso andiamo a cercare, vediamo dov'è. In sala forse? Eccolo qua. Buongiorno nonno Beppi. Intanto auguri da tutta la nostra redazione, da tutti i nostri telespettatori. Grazie a tutti qui del Bologna. Quanti anni? 1-0-0. 1-0. Un grande appassionato di sport. Vediamo che riusciamo anche a vederci in diretta. Stava seguendo A Voi la Linea su Telefriuli. Sì. Come si fa ad arrivare a questa età così in forma? Lei ancora guida la vettura? Sì, guido ancora la macchina. E come si fa? Lavorare e mangiare. E basta, e via avanti. Però a volte nella vita ha mangiato veramente poco. Beh, quando ero in Germania mangiassi pur poco. Ho mangiato a mezzogiorno, niente. Un po' la mattina e la sera e basta. Minestrone, carote, patate e via. Ecco, ha attraversato dei periodi difficili durante la guerra. Sì, quella volta. Dopo liberato, sono stato 2 mesi in cucina a lavorare. Lì stava bene dopo, sì. Dopo è tornato nel paese dove ha vissuto, in Friuli Venezia Giulia, a Mortegliano. Quanti chili pesava? 30 volte 40, 30 volte. Si calava sicuro, non faceva mai digestione là. E dopo ha cominciato a lavorare come autista Alle officine Bertoli, 40 anni. in tutta Italia per la ricostruzione, il boom economico. Girato tutta l'Italia, sì. Portava via ferro sempre per lo stabilimento. Poi il grande amore della sua vita, 69 anni, insieme a chi? A Rina, quella lì. Qui ci sono le immagini di Rina sulle pareti dell'appartamento. Quell'altra è la figlia che ci ha mancato a 50 anni. Ecco, Beppi, lei vive da solo? Sì. Ogni tanto però c'è ovviamente una persona che 2 ore al giorno viene ad aiutarla. Una signora che viene sempre, sì. Ed ecco, pensate che è proprio insieme a questa collaboratrice che andate a fare la spesa e guida lei. Sì, guido io, guido, sì. Ed è anche dispensa dei consigli a chi non sa guidare bene. Come? Dà dei consigli alle persone che non guidano bene. Sì, altri che consigli non capisci mai quello che gli dico. Non guidano bene i ragazzi di oggi. Oh, devono imparare ancora. Andiamo a vedere un altro servizio. Attivare servizi sul territorio può fare la differenza per una piccola comunità come quella di Dogna, dove attualmente vivono 153 persone. Per frenare la fuga del paese e farlo crescere economicamente, il Comune di Dogna ha bandito 2 concorsi dedicati alla creazione di un'attività imprenditoriale che comprende un punto vendita di generi alimentari e multiservizi collegato alla gestione del Museo della Foresteria, che sarà allestita all'interno della sede municipale. Perché non investire in un comune di 153 abitanti come Dogna? Effettivamente da questa piccola comunità, da questo paese che si sta spopolando e questo paese che è abitato soprattutto da persone anziane, si punta però al futuro, perché si vuole ricostruire il paese attraverso iniziative che possono essere utili non solo per la comunità di Dogna ma anche per la comunità circostante. Ne parliamo con il sindaco di Dogna, che è Simone Peruzzi, tra l'altro uno dei sindaci, se non il più giovane, no, della regione.
Sì, buongiorno. L'iniziativa che stiamo cercando di sviluppare in un paese, come detto, è uno dei più piccoli del Friuli, punta a riattivare quel tessuto economico che ormai si è perso da diversi anni. Abbiamo cercato di ragionare anche in vesti imprenditoriali, nel senso abbiamo cercato di capire quale realtà potesse adattarsi bene nel contesto. Abbiamo studiato altre circostanze italiane e abbiamo capito che forse un negozio polifunzionale, ovvero il concentrare più servizi all'interno di un'unica struttura, potrebbe creare una microeconomia di sussistenza e quindi dare la possibilità anche dei giovani di riattivare una realtà economica all'interno del nostro comune. Per questo abbiamo indetto 2 bandi. Un primo bando riguarderà la formazione del negozio per i generi alimentari soprattutto, e assegnando qualche altra funzione imprenditoriale per dare un servizio innanzitutto alle persone del posto. Però non possiamo pensare solamente a loro, ci sono appunto Sì, perché 153 persone, sì, non vedo come riescano a sostenersi un'attività economica di questo genere. E infatti il tema principale era proprio questo: le solo 153 persone non rendono sostenibile l'iniziativa. Bisogna pensare anche alle persone che hanno le seconde case, che magari si spostano da grossi centri, anche per esempio Milano, quindi Roma, eccetera, e quindi venendo nel paese possono trovare un servizio anche di porta a porta. Oltre a questi abbiamo pensato anche alle persone in transito sul territorio, che magari vogliono apprezzare le bellezze naturalistiche della Valdogna, che comunque è una delle valli più suggestive della nostra regione, e per questo abbiamo affiancato al concetto di negozio anche la gestione dei servizi, come per esempio quello del museo, la ricettività del museo, e abbiamo istituito una foresteria comunale per accogliere queste persone in transito. Un'accoglienza naturalmente di basso costo, ma che però messe assieme con tutte le varie attività può creare questa piccola economia di cui stavo parlando prima. Ecco, e chi dovesse decidere di che strumenti può disporre, perché chiaramente non partirà da zero, no? Con un proprio investimento, darete un sostegno? Sicuramente abbiamo pensato anche al sostegno, abbiamo ammodernato le strutture che verranno date in gestione, abbiamo fatto degli investimenti puntando appunto sulla sostenibilità energetica degli impianti e di fruizione. Verrà dato un contributo in regime de minimis per l'apertura del negozio, e quindi per l'acquisto delle attrezzature, frigo piuttosto che degli arredi. Verranno messi a disposizione degli spazi commerciali per istituire l'attività, e per la gestione poi delle strutture del museo e della foresteria verrà dato un contributo annuo per la gestione, in modo tale che questa possa rappresentare una prima base per proseguire l'attività, incrementarla e valorizzarla. Al settore, che ci siano delle persone interessate? Ma io lo spero, perché comunque ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo ragionato, penso che il prodotto che abbiamo creato sia il migliore che potessimo mettere sul piatto, spero sia allettante, soprattutto se sono persone che ci credono al progetto, dovranno dimostrarlo negli allegati del bando, in particolare sulla parte tecnica, come intendono gestire e mettere assieme le varie attività, in modo tale da veramente creare un qualcosa di innovativo e sostenibile per la montagna friulana, in particolare per i piccoli paesi come può essere Donio. Ed ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme in diretta da voi la linea. Abbiamo aperto questa puntata con il compleanno di nonno Beppi, 100 anni, oggi compie, la nostra Paola Treppo l'ha raggiunta. Allora Paola, andiamo a scoprire i segreti di nonno Beppi. Sì, eccoci Alexis, abbiamo ripristinato il collegamento, siamo con Beppi. Allora, Beppi voleva dire una cosa importante rispetto agli aperitivi in questo momento di Covid. I ragazzi, perché devono andare a fare questo aperitivo, Beppi? Non è meglio che stiano a casa? Sì, è meglio che stiano a casa, sì. Se no va per strada a disturbare. Una volta ci facevi so. A casa stavi.
non vedi sulle batte di là, televisione non era. Si giocava di ballone con i peccios, il ballone fa di peccios. E come vi dicevo prima, Beppi guida ancora benissimo l'automobile, la sua collaboratrice che viene qui. Ecco, sì, ci stiamo vedendo naturalmente anche a voi la linea che in TV è sintonizzato su Telefriuli. Guarda sempre lo sport su Telefriuli, Beppi? Sì, sempre. Ecco, in particolare voleva salutare la collega Monica Tosolini che ha subito riconosciuto nel collegamento precedente. Vi fai osservazione che là, che qualche intervista che fa qualche domanda, e fa la domanda tira Marcello. Quindi insomma bisogna stringere un po', Monica. Ricordiamo che Beppi è stato, non so se siamo riusciti a dirlo prima, ha vissuto dei momenti veramente difficili nella sua vita, e quando è stato nel stabilimento della Volkswagen ha incontrato i cittadini ebrei in un momento veramente difficile, è rientrato a Mortegliano che pesava solo 39 kg. Come? Ecco, ha avuto poi una vita di rientrato dalla guerra. Dopo la vita della guerra è stata dura là. Una volta abbiamo portato via, era nel magazzino del stabilimento, no? E il materiale che arrivava, mettiamo 2 vagoni, 3. Metà si scaricava in magazzino e metà si portava fuori per i paesi. E siamo andati fuori a portare fuori, a caricare per portare dentro, no? Allora uno mi dice, Beppi, dice, sono delle patate sopra qua, dice. Allora siamo andati, abbiamo preso 5 sacchi di patate, caricate sul rimorchio, e le abbiamo detto al trattorista tedesco, Martin, dice, io non ho visto niente, era bravo, buono. Siamo arrivati in magazzino a scaricare, le abbiamo scaricate, momento, torno indietro, andando via il capo nostro, ha preso un vaso di colore e li ha portato alla barista lui. Allora adesso tornando indietro abbiamo scaricato le patate, il capo dice, ma si sta, cosa c'è le patate? Adesso chiamo la polizia che avete rubato. Allora io gli ho detto, e tu Saba, dico, stamattina quel vaso che l'hai dato a quella signora, dico. Allora è andato avanti un po', poi tornato indietro, io dice, io non ho visto niente, neanche tu. No, dico, allora ho dato la mano, ho fatto la pace. Un episodio. Cucinare le patate la mattina che ci arrivava, un po' alla volta. Allora, tanti si chiedono come Beppi sia arrivato così lucido, segue tutti i telegiornali, legge i giornali, è aggiornato su tutta la cronaca, non solo nazionale e regionale, ma anche su quella mondiale, sugli eventi di Trump. Come si fa ad arrivare a questa età? Che cosa mangia e che cosa beve Beppi? Cosa beve Beppi? Vino, bianco o nero, non importa. Alla mattina sempre un quarto di bicchiere dopo ho mangiato un panino, sempre. E poi anche della grappa ci confidava poco fa. Sì, anche quella ogni tanto un bicchierino. Però più il vino la mattina va bene? Com'è il vino alla mattina? Dico pure. E allora, insomma, ringraziamo Beppi che adesso si sta guardando in televisione. C'è un'altra roba. Allora vicino lì che c'erano i magazzini c'era la contraerea e c'era la piccola centrale elettrica e c'erano quelli della SS contraerea, no? E c'era un capo lì, quello della centrale, e li ha portato di mangiare alle galline. Allora io, altri 2. Grazie a nonno Beppi, tanti auguri. Ora vediamo un servizio relativo alla scuola. Dopo la bocciatura del TAR sul ricorso di alcuni genitori, la Regione sta organizzando il rientro degli studenti delle superiori per il 1° febbraio, rivendicando le proprie scelte sanitarie. Il vero nodo legato ai trasporti. Sentiamo gli assessori regionali Alessia Rosolen, Graziano Pizzimenti, raggiunti per noi da Daniele Micheluz.
Assessore Rosoleni, il TAR ieri non ha attuato la sospensiva della vostra ordinanza, quindi i ragazzi alle superiori in presenza ritorneranno dal 1° febbraio come avevate deciso già da tempo. Ecco. Insomma, sono soddisfazione per questa decisione? Non si tratta di soddisfazione perché le motivazioni che ci hanno spinto a questa scelta erano di mero carattere sanitario. Tant'è che dopo la nostra prima ordinanza il Friuli Venezia Giulia è passato in zona arancione e adesso l'RT si è abbassato tanto da farci presupporre di ritornare in zona gialla. Il tema sanitario è l'unico tema che ha guidato le scelte dell'amministrazione regionale in questo frangente, assieme a un altro tema che ritengo importante, che è quello del peso sul sistema sanitario di questa epidemia. A fronte di una media di 250 ricoveri, anche nei periodi peggiori della prima fase, siamo arrivati a circa 800 ricoveri. Le ospedalizzazioni pesano su un sistema e la scuola non è un soggetto esterno a un sistema comune. Per quanto riguarda un messaggio da dare alle famiglie, sia quelle che in modo molto civile insomma, hanno accettato le vostre decisioni, sia quelle che hanno cercato di far valere altri diritti, ecco, qual è il messaggio visto che i ragazzi comunque stanno per ritornare in classe? Il primo messaggio è che l'istruzione è forse uno degli unici diritti costituzionali che sono stati garantiti anche durante la pandemia, con forme e modalità diverse, su cui comunque gli insegnanti e i ragazzi si sono impegnati e che da parte di questa amministrazione in ogni frangente e in ogni fase, esattamente come ora, la salute fisica, psicofisica e l'istruzione dei ragazzi è rimasta la strada lungo la quale ci siamo mossi. Si ritorna in classe il 1° febbraio, la speranza naturalmente è quella di arrivare in fondo fino a giugno, però pronti eventualmente a rifermarsi? Guardi, è uno dei motivi per i quali non abbiamo fatto ripartire la scuola il 7 gennaio. A fronte di dati epidemiologici in peggioramento, credo che rifermare le lezioni in presenza sarà il vero e autentico danno nei confronti dell'organizzazione delle scuole e dell'educazione dei ragazzi. Sul fronte trasporti voi eravate già pronti prima, lo siete anche adesso immagino, cambia qualcosa? No, sui trasporti cambia che bisogna capire finalmente come partiranno le scuole, perché adesso c'è la novità che forse chiedono di rientrare al 50% con un turno unico e quindi stiamo rimodulando. Certamente noi siamo pronti, eravamo pronti già la settimana scorsa, addirittura con un piano di trasporto con il 75% delle presenze in aula. Per cui adesso attendiamo questa settimana, la prossima che entra, per capire definitivamente come sarà questo modello di rientro in classe. Cioè Udine e Gorizia avevano un sfasamento di 2 ore, un doppio turno alle 8 alle 10, quindi con rientro ovviamente all'1 e alle 15. Adesso so che in queste ore la dottoressa Beltrame chiederà un incontro col prefetto per vedere se rimodulare o meno il programma. Certo è che se non ci danno in tempo però ovviamente le nuove iniziative bisogna riorganizzare tutto e quindi ci vogliono anche qualche giorno per poter capire come fare. Bisogna rimodulare tutto, orari e anche quantità di bus a disposizione. Ecco, sul fronte dell'edilizia scolastica, in questo caso per il Pordenonese? No, sul Pordenonese è stata una forte attenzione da parte della Regione per quanto riguarda l'edilizia scolastica in generale della Regione, in particolare sul Pordenonese perché devo essere sincero, sono stati investiti diversi milioni di euro che dal 2018, quindi dal 2018 ad oggi battono a 56 milioni di euro per circa 66 interventi solo che riguarda al di fuori delle superiori. Quindi poi ci saranno ovviamente quelli per le superiori dell'EDR famoso che hanno una loro autonomia che aumentano ovviamente il volume sia di quantità che di qualità delle scuole. Ripartire trovando la possibilità di realizzare eventi in sicurezza dopo questo periodo pandemico, questo è il messaggio di Walter Pezzarini, presidente del Comitato Regionale Unione Proloco d'Italia, che ha voluto salutare le Proloco in finale questa sera a Lo Sapevo, la sfida tra Attimis e Buia.
Questa sera in programma la finale della quinta edizione di Lo Sapevo. Sapete benissimo che le protagoniste sono le Pro Loco della Regione, qui con me Walter Pezzarini, presidente del comitato UMPLI regionale. È stata una stagione un po' difficile anche per noi, ci siamo collegati via Skype con le Pro Loco, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in finale con Artemis e Buia. Sì, diciamo che anche noi ce l'abbiamo messa tutta per partecipare per il quinto anno consecutivo a questa trasmissione che mette in evidenza le bellezze del nostro territorio, l'enogastronomia, le nostre comunità, e poi il fatto che siano arrivate in finale per la prima volta due realtà come Artemis e Buia significa che veramente ce l'abbiamo messa tutta. 14 le Pro Loco che quest'anno hanno partecipato per questa quinta edizione, ridotta appunto per questa emergenza epidemiologica che ci ha costretti spesso ad andare via Skype e non in diretta con le Pro Loco in presenza, e c'è la volontà di tutte le Pro Loco di valorizzare le loro iniziative. Ne parliamo spesso qui a Lo Sapevo, tutti si augurano di tornare a realizzare gli eventi, le feste che le caratterizzano. Credo proprio di sì, c'è un prima e un dopo pandemia, sappiamo che il dopo non sarà come il prima e noi dobbiamo prepararci a organizzare il dopo pandemia sperando che questo tempo arrivi il più presto possibile. Dobbiamo ritrovare il senso di comunità, ricostruire le relazioni fra le persone, fra i gruppi delle persone, il mondo del volontariato, le attività economiche, le istituzioni devono fare squadra, mettersi insieme per ricostruire il senso di comunità. Credo che questo sia il primo lavoro che noi dobbiamo fare sì gli eventi, riorganizzare gli eventi, ma anche gli eventi, e dobbiamo approfittare di questo momento per fare una riflessione, per verificare all'interno degli eventi quello che possiamo riproporre e quello che dobbiamo invece abbandonare senza nessuna paura, perché i tempi sono cambiati. Noi dobbiamo approfittare di questo come fosse un'opportunità per proprio studiare i nuovi eventi, vedere se devono essere ridotti in termini di tempo, se devono fare eventi impostati in un altro modo, perché non si può improvvisare, dobbiamo cercare di costruire le relazioni fra le persone, fra anche le persone di età diverse, fra le generazioni, per ricostruire il senso della nostra comunità. Questa sera la finale tra Artemis e Buia, le due Pro Loco finaliste di questa quinta edizione. Ringrazio Walter Pezzarini e tutte le Pro Loco della Regione che ci hanno dato una mano per realizzare anche questa nuova edizione. Grazie a Telefriuli che è sempre presente con le attività che noi facciamo durante tutto l'anno nei nostri territori, nei nostri paesi. Grazie veramente anche ad Alexis che ha saputo condurre e tenere fermo il bando di questa trasmissione. Chi vincerà la sfida? L'appuntamento questa sera alle 21 su Telefriuli. Grazie a Walter Pezzarini. Grazie. E noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.